Buongiorno da Taglio di Po, frazione Occa Marina, in particolar modo Borgo Polesinino. Perché? Perché qua c'è un bar che festeggia il gestore 70 anni di onorata carriera all'interno del bar. 3 generazioni, quindi qualche centinaio d'anni qua in questo bar, ma sto signore qua, Zeno Fusetti, non so, ha l'elisir della lunga vita, perché ha 85 anni, c'è una lucidità, una bravura, una voglia ancora stare dietro il banco che è incommiabile. Andiamo a conoscerlo. Con Zeno Fusetti, 70 anni di onorata carriera, 3 generazioni qua in un bar. Allora, innanzitutto complimenti. Grazie. La prima domanda, 70 anni, ma lei quanti anni ha? Io 85. Allora, 85 portati benissimo, vuol dire che dietro al banco uno ringiovanisce. Poi qua in mezzo alla gente, in mezzo ai giovani, in mezzo ti senti anche sempre giovanile, no? Ma lei quante generazioni ha visto passare qua a Occa? Tantissime. Tantissime. Ma è una cosa che volevo chiedere, com'è cambiata Occa in 70 anni? È cambiata moltissimo. Ma in bene o in male? Bene, senza Sì. altro. Quando sono venuto io era una cosa, adesso è molto diverso. Insomma. C'è benessere, però c'è molto meno gente. Prego? C'è benessere ma molto meno gente? Sì, più benessere e meno gente. Allora niente, Zeno, io le faccio i complimenti, lei è uno dei bar più famosi della zona, siamo in località Polesinino o Occa 2 come qualcuno dice. Occa seconda, diciamo. Occa seconda. Frazione Polesinino. Sappiamo che con lei lavora anche la figlia e niente, complimenti le auguro altri 70 anni di onorevole servizio. Grazie. Va bene. Grazie mille. In Italia non ne trovi uno barista paseno. Un artista, bravo, è tutto. Abbiamo un barista fenomenale. Però, Non c'è non è nessun però. e la fede È calcistica? solo un difetto che è Juventino. Sei un grande barista che ha visto tutte le generazioni dei paesi.